Educazione e dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società, con Francesca Corbella. Buongiorno a tutti, bentrovati. Oggi parliamo di come ti compro l'informazione, ovvero come viene manipolata l'informazione e la comunicazione, prendendo in esame il caso specifico dell'agenzia americana per gli aiuti allo sviluppo internazionale USAID, che è stata commissariata da Trump ed è guidata provvisoriamente da Marco Rubio, segretario di Stato, che seguirà le operazioni di smantellamento, dico io, o comunque di riduzione, di riorganizzazione. Ha detto la sua anche Elon Musk, ministro all'efficienza governativa, che ha definito l'USAID, un'agenzia irrecuperabile, mentre Trump stesso, per giustificare la sua sospensione immediata di tutti i finanziamenti e delle operazioni di questa agenzia, l'ha definita un'agenzia incompetente e corrotta e appunto anche non recuperabile da Elon Musk. Allora vediamo, cosa è successo, che, l'avrete poi letto perché la notizia non è nuova, è dei giorni scorsi. È successo che, Elon Musk con le sue squadre hanno, mostrato al mondo, dove, finivano, o meglio verso quali testate, finivano i soldi dei contribuenti americani attraverso questa agenzia governativa USAID. Naturalmente, a casa nostra, tra le fila dei democratici e della sinistra, anche a stelle e strisce, ma anche a casa nostra, si è diffuso, la polemica, si è diffuso il panico, no, diciamo che molti media hanno taciuto con un silenzio pressoché assoluto, dopodiché la notizia è abbastanza sparita. Diciamo che la fiducia del pubblico, nostrano, ma evidentemente anche americano, nei media ha veramente raggiunto minimi storici. Ciascuno di noi è perfettamente consapevole di quante bugie ci vengono raccontate, perché basta grazie anche ai social media e a internet, basta confrontare le notizie su più testate, e si vede che proprio veramente le notizie vengono date in maniera completamente, diversa. Ho appena assistito, su YouTube a uno spezzone della, intervista o conferenza stampa rilasciata congiuntamente da Trump e da Macron, che è stato ricevuto alla Casa Bianca, e uno afferma che i 350 miliardi di dollari dati all'Ucraina sono stati donati, l'altro dice che son stati prestati e viceversa. Anche i soldi, europei, uno dice che son stati regalati e l'altro dice che sono prestiti. Quindi dov'è la verità? Non si può capire. Noi piccoli utenti, piccoli uditori, non abbiamo veramente le possibilità di certificare la verità di certe informazioni. Vabbè, in quel caso specifico poi si trattava dei 2 leader e quindi si mettessero d'accordo oppure prendessero loro le informazioni ufficiali dai loro governi, ma, questa è una battuta, ma nel caso di stampa e di media, veramente, non abbiamo proprio la possibilità di certificare la verità. Parlo di questo argomento nella rubrica nostra dedicata all'educazione ai bambini perché, massimamente i nostri bambini sono tempestati di un'informazione assolutamente manipolata e finalizzata, nel caso dell'utenza bambino, e ragazzo, finalizzata al commercio, al marketing, no, quindi meno alla politica, ma molto frequentemente, molto spesso il linguaggio che si, comunica, appunto ai destinatari, al target infanzia o adolescenza, ha anche un obiettivo secondariamente politico, per cui bisogna stare molto attenti. Allora guardiamo un attimo in dettaglio. Allora, la USAID è un'agenzia nata per promuovere lo sviluppo e il, progresso, lo sviluppo dei paesi
in difficoltà nei paesi del terzo mondo, ma, da diversi anni in molti la segnalano come uno degli ingranaggi del sistema di finanziamenti a ONG, a think tank, a gruppi editoriali, i quali più che informare, dettano la linea politica e, spesso, stralciano o soffocano addirittura le voci fuori dal coro. Chi non si allinea viene marginalizzato e questo è tipico di un certo tipo di politica, che in America abbiamo visto fino a pochi mesi fa, esattamente fino al 20 gennaio scorso. Chi sposa invece la narrazione dominante riceve fondi, riceve visibilità, riceve interviste e riceve encomi da questo sistema. Naturalmente è vecchio come il cucù il fatto che i governi usino il denaro pubblico per influenzare la comunicazione a proprio favore, no, si chiama propaganda e naturalmente ne abbiamo sempre sentito parlare, ne abbiamo avuto ampie prove anche nel nostro paese. Durante la guerra fredda, per esempio, gli Stati Uniti finanziavano alcuni partiti occidentali, Italia compresa, per contrastare l'influenza, dell'Unione Sovietica. Diciamo che allora si trattava di una, strategia per difendere gli equilibri geopolitici o perlomeno per difendere l'Occidente e invece oggi il gioco pare quello di erodere le strutture degli stati nazionali e favorire un modello di potere, privo di veri contrappesi democratici, cioè il mondo si è spaccato in 2 parti, il mondo globalizzato, il mondo turbocapitalistico, con le sue logiche e dall'altra parte i popoli che vorrebbero essere sovrani, ma in realtà non lo sono più molto, soprattutto perché la comunicazione svolge un ruolo di primissimo piano nell'influenza delle masse, ecco. Il legame tra i grandi gruppi editoriali che si sono poi costituiti, perché non c'è più la singola radio, a parte noi liberi e poveri, ma, sono grossi gruppi editoriali che accorpano tante radio, tante testate, anche a livello internazionale nei vari paesi, che fanno rete e fanno gruppi di pressione per sostenere un certo potere politico che a sua volta fa il gioco del mercato di questi gruppi editoriali. Quindi è veramente un legame molto stretto e una rete di protezione reciproca. E, il modo in cui, diverse testate internazionali hanno ricevuto da USAID i finanziamenti, insomma è emerso ed è stato appunto oggetto di questi strali lanciati alla maniera trumpiana, ma, con un certo, ben vedere, con un certo buon senso, insomma, non a caso, diciamo così, come invece è stato ha fatto parte delle boutade di Trump. No, Trump non fa boutade, forse avrà magari una maniera un po' dirompente, un po' rodomontiana, ma i suoi contenuti sono assolutamente, mirati e hanno, ragion d'essere, ecco, tant'è che non temono smentita. Ci sono addirittura delle testate che vendono dei pacchetti informativi a enti pubblici, a governi e creano proprio un sistema, in cui, i media sanno bene che non si allineano, quei soldi lì potrebbero svanire. Quindi, prima si procurano il denaro e poi con una sorta di ricatto, fanno il loro, gioco. Diciamo che l'etica giornalistica in tutto ciò va a farsi un pochino benedire. Per esempio c'è anche di più, qui sto leggendo una testata che dice che, c'è un caso emblematico che riguarda il contratto tra la Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, e Thomson Reuters Special Projects, una società controllata dal colosso Reuters, che è uno di cui sopra, che è diventato enorme. Si tratta di un accordo da 9,1 milioni di dollari annui per 4 anni, vedete che
un bel pacchetto, formalmente destinato a progetti di difesa dell'ingegneria sociale attiva, poi usano questa terminologia che vuol dir tutto e non vuol dir niente, e soprattutto di inganno sociale su larga scala. È un virgolettato perché è la traduzione letterale dall'inglese large scale social deception. E quindi insomma già queste definizioni, ingegneria sociale attiva e inganno sociale su larga scala, insomma mi sanno proprio di condizionamenti di massa, studiati a tavolino. Questo accordo, siglato nel 2018, avrebbe dovuto terminare nel 2020, ma è stato esteso fino a fine 22 perché c'è stata la crisi pandemica e quindi diciamo che notiamo questa coincidenza in un periodo in cui la comunicazione pubblica era veramente cruciale. Vi ricordate i nostri a reti unificate, il nostro Presidente del Consiglio, reti unificate fino alle 11 di sera, eccetera. Diciamo che questi esperti di inganno sociale o di ingegneria sociale attiva sono stati sono entrati in servizio a pieno titolo e più a lungo del previsto, no, infatti mi ricordo bene. Durante la prima presidenza Trump questa agenzia ha continuato ad avere il suo ruolo e la sua capacità di operare, finanziando progetti a gruppi di pressione che andavano, anche in direzione opposta rispetto alla linea ufficiale della Casa Bianca. In altre parole, si muovono queste aggregazioni, questi colossi di gruppi di interesse come se, rispondessero a un'altra catena di comando, insomma, diciamo come se rispondessero al deep state, quello che chiamiamo deep state, e non necessariamente al governo in carica, soprattutto se il governo in carica appartiene a un'élite differente rispetto a quella democratica. E quindi ecco perché la sua, sospensione per 90 giorni o eliminazione che si vorrebbe, ha veramente scatenato un putiferio tra i nostri, intellettuali sinistroidi, quindi diciamo che è stata, la presa, di posizione di Trump un colpo assestato a un sistema di influenze che, per anni ha fatto cupola, ha fatto garanzia, ha fatto da protezione a certe narrazioni politiche e mediatiche di cui abbiamo ampi esempi anche in Italia. Diciamo che questa USAID è innegabilmente, come anche altri enti di questo tipo, uno strumento di quello che viene chiamato il soft power, cioè, il potere nascosto, il potere subliminale, il potere, intrinseco, ecco, in questo caso in America, ma, ha decretato l'interruzione di una fonte di sostegno finanziario non solo nel campo dei media, che è quello di cui parliamo oggi, ma faccio un accenno anche a diverse aree di, interesse. Può essere opinabile la sua interruzione improvvisa, così, clamorosa, anche se io devo dire che apprezzo la ineguagliabile capacità americana di dare delle sterzate alle inefficienze, piuttosto che trastullarsi per decenni, per anni su dei cavilli capziosi per non cambiare nulla, no, in modo, gattopardesco, come è tipico del nostro paese, dove non cambia mai nulla perché non si vuole cambiare mai nulla. Quindi, quindi diciamo che questo il programma di aiuti internazionali di cui questa agenzia, era ed è promotrice era o è insomma ancora da vedere, ha
è andata, ho perso il filo della grammatica della mia frase. Diciamo che il sospendere questa USAID ha di fatto congelato un supporto umanitario degli Stati Uniti a tanti paesi a cui dava supporto. Sto leggendo adesso un piccolo comunicato che è di controparte, diciamo così, che denuncia a spada tratta che molte di queste ONG sono state costrette a interrompere le proprie attività privando dell'assistenza necessaria civili sulle linee del fronte, sfollati, famiglie, soldati, eccetera, eccetera. E questo è sicuramente vero, ma la mia domanda è proprio necessario che ci sia questa pletora di riceventi sussidi, di riceventi finanziamenti, di riceventi bonus, di riceventi fondi che vanno a dribblare delle montagne di denaro inaudite. Domanda: perché una testata non può campare come fa il piccolo negozietto, come fa la piccola azienda, come fa la piccola testata che è contro e quindi non è dentro questo sistema e quindi non riceve una lira? Perché invece ci deve essere questo flusso sempre più enorme di denaro che finisce in certe direzioni, che va in certe direzioni, che finisce in certe tasche? Cioè l'impresa è impresa, questi dovrebbero campare con le proprie risorse, fare delle testate che anziché puntare sui fondi e sulle sovvenzioni pubbliche fanno un servizio di qualità, rendono un servizio di qualità, come in tutte le imprese del mondo. Se non diamo un servizio di qualità, il negozietto della merciaia chiude. E idem dovrebbe essere anche per i media, che sono appunto diventati dei gruppi di potere e non più soltanto delle agenzie di informazione. Vero è tuttavia, per amor del vero, che molte associazioni umanitarie che non essendo a scopo di lucro non potrebbero avere dei loro propri profitti, sono state costrette a stringere la cinghia e non sanno bene adesso che fine faranno. Io non amo molto le ONG perché sono diventati dei carrozzoni appunto finalizzati a dribblare questi fondi per mandare i propri dirigenti negli hotel a 5 stelle, ma comunque molte fanno il loro lavoro, molte sono anche sconosciute e lavorano sodo e portano aiuti per davvero, quindi bisogna stare attenti a fare dei distinguo con l'accetta in mano, bisogna stare attenti. Diciamo che USAID, non so bene come si pronunci, USAID, insomma, aiuto statunitense tradotto, è stata la principale fonte di aiuti per l'Ucraina, con oltre 37 miliardi di dollari stanziati dal 2022. Trump ha accusato l'Ucraina di essere un paese corrotto, ha detto che questi soldi a un certo punto ha detto che questi soldi erano scomparsi nel nulla, che Zelensky è un corrotto e credo proprio che sia vero, ma e che questi soldi, la metà di questi non sono minimamente arrivati nemmeno nelle tasche dei civili o degli ospedali, di chi ne aveva veramente bisogno. USAID ha anche sostenuto gran parte dell'informazione del paese, lavorando con circa l'80% dei media ucraini, e questo lo dice Oksana Romaniuk, direttrice dell'Institute of Mass Information, e dice che questi fondi USAID sono stati preziosi per finanziare il sistema mediatico nei contesti di fragilità, come per esempio quello dell'Ucraina, come pure, dico io, anche in paesi dell'Unione Europea stessa, compresa l'Italia. E quindi bisogna capire quali testate sono state finanziate. Il 90% della stampa ucraina dipende da sovvenzioni, dice sempre Oksana Romaniuk, e l'80% dei media del paese riceveva un finanziamento da USAID. E quindi è giusto interrogarsi su chi siano queste testate, su chi siano i dirigenti di questa agenzia e soprattutto anche magari ricordarsi che il primo a chiudere i giornali d'opposizione è stato proprio Zelensky. Tra l'altro
di ieri, la notizia che il presidente ucraino ha firmato, lui ha chiuso peraltro ben 11 partiti politici ucraini d'opposizione, attenzione. 2 agenzie di informazione sono state chiuse dall'Unione Europea perché ed erano RT e Sputnik, accusati di fare propaganda per conto del Cremlino. E quindi insomma bisogna anche mettere un po' i puntini sulle i, perché se i primi a chiudere le testate d'opposizione sono costoro, allora a che gioco stiamo giocando? Allora ha fatto bene Trump a chiudere l'agenzia d'opposizione, anche lui. Io sono libertaria, sono per il diritto di parlare, il diritto di parola, per la libertà di esistenza di qualunque tipo di agenzia di stampa, però bisogna mettere i puntini sulle i e fare chiarezza. Quindi stavo dicendo che il presidente ucraino ha firmato ieri proprio un nuovo decreto con cui ha accorpato tutti i canali TV ucraini per creare, tra virgolette, un'unica piattaforma informativa e per una comunicazione strategica. Ma nella stessa misura è prevista la limitazione delle attività condotte da partiti politici ucraini d'opposizione, alcuni dei quali accusati di avere legami diretti con Mosca. E mi sembra una cosa molto facile dire che quello ha un legame con l'altro paese, quindi il paese nemico, e quindi lo chiudiamo. E viva la libertà. E quindi insomma diciamo che questo è da mettere. Poi c'è il consigliere di Zelensky che a Bruxelles ha assicurato, Mikhailo Podolyak, che ha assicurato che le reti verranno unificate, ma non chiuse. Unificate, ma voi capite il concetto, vuol dire che in Ucraina andrà in onda un contenuto singolo, un contenuto unico di giorno e di notte, sempre la stessa versione dei fatti. E quindi insomma allora, invece, per quanto riguarda la seconda misura, la chiusura dei partiti d'opposizione, il Consiglio nazionale della difesa si è appellato alla tutela della sicurezza. Ecco, la mia amata sicurezza che fa da scudo sempre alle più nefande prese di posizione. E quindi tra questi partiti d'opposizione chiusi emerge Piattaforma d'Opposizione, che è un'organizzazione partitica che occupa 44 seggi alla Rada, il Parlamento ucraino, 44 seggi su 450, che sono la totalità dei seggi. Silenziare parte dell'opposizione di Kiev, leggo su un comunicato dell'Indipendente, silenziare parte dell'opposizione di Kiev è un altro errore che dividerà il paese, ha commentato Vyacheslav Volodin, presidente della Duma di Stato russa. E vabbè, e qui ci aspettiamo un commento di questo tipo. Niente, io ho terminato la trasmissione di oggi, vi saluto, vi do appuntamento a giovedì prossimo con Largo ai bambini e Francesca Corbella e vi auguro anche una buona fine di settimana.